Nel centro storico di Gemona del Friuli, a pochi passi dal Duomo, si trova un negozietto, il Chianton, con prodotti di nicchia molto particolari, ma non solo. Conosciamoli insieme. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivata. Grazie. Oh, meraviglia! Che cosa stavi mettendo a posto? Allora, qui stavo sistemando le marmellate di Sauris. Vengono lavorati piccoli frutti con un poca aggiunta di zucchero di canna ed è un prodotto veramente buono. Come tutti i prodotti che proponi. Facciamo un po' una carrellata. Benissimo. Allora, qui troviamo i biscotti ramandorlini di Nimis. Hanno questa particolarità di essere lavorati con la pasta di mandorle. Ci sono quelli con i pezzi di mandorla intera, al cacao e i ramandorlini classici. Poi abbiamo Borgo delle Mele, un'azienda che abbiamo inserito da poco, ma che ci piace moltissimo proprio perché hanno recuperato gli alberi delle mele antiche e poi fanno i loro elaborati, varie confetture, il succo di mele, la mela disidratata. E poi qua invece passiamo alla ceramica. Tutta ceramica artigianale dipinta a mano che rispecchia un po' i fiori nostri di montagna. Oggetti molto belli, anche graditi come regalo. Certo, infatti possono essere anche personalizzati con nomi per ricorrenze particolari. E infatti stiamo vedendo Barbara che sta ultimando un pacchetto molto bello, anche con i fiori realizzati a mano, artigianalmente. Qui è tutto artigianale. Esatto. E alle nostre spalle i vostri tipici guffetti. Sì, anche questi sono realizzati in ceramica a mano da una nostra artista e sono così dei portafortuna molto apprezzati. Così come gli sbilfs. Esatto, anche questi sono in ceramica realizzati a mano e sono dei portafortuna, è lo sbilf carnico. E si dice? Si dice appunto che bisogna dargli un nome, posizionare in un posticino a casa e non spostarli perché non amano essere spostati. Se no la fortuna se ne va. E nella tradizione troviamo anche lo scus, le bamboline di scus e tutta una lavorazione particolare di oggetti creati sempre con lo scus. Una bella cesta di scarpezze e alla mia sinistra qui abbiamo la tessitura della carnica arte tessile con dei manufatti speciali che sono sempre attuali. Inoltre un angolo enoteca con un'ampia scelta di vini pregiati. E mi trovo ora davanti a un bellissimo tavolo imbandito anche con Barbara per scoprire che cosa hanno preparato, anzi lo vediamo direttamente. Quindi Barbara, che cosa Barbara sta preparando un crostino ottimo come aperitivo con una base di formaggio molle che può essere uno stracchino con l'aggiunta degli scappi d'aglio che arricchiscono questo crostino. Gli scappi d'aglio, diciamo che cosa sono per chi non li conoscesse. Ecco, allora noi abbiamo l'aglio di Resia che è un presidio slow food e viene fatto con due metodi diversi, c'è o il patè, che poi lo vediamo, o appunto gli scappi d'aglio che è il gambo dell'aglio lavorato e messo sott'olio ed ha questa particolarità che ha un sapore dolce, non è l'acre abituale del nostro aglio tipico della nostra zona. Ed ora invece ha fatto un crostino sempre con il patè di scappi d'aglio, esatto, su base di pane tostato. E queste fettine di polenta? Ecco, qui abbiamo una polenta fatta con la farina del cinquantino, con la quale si fa anche il pan di sork, anche questo presidio slow food, ed è arricchita con il pestat, che è un dado vegetale, il pestat di Fagagna, un dado vegetale che serve per insaporire i piatti poveri come il minestrone, gli arrosti, ma è ottimo anche come crostino. Ma grande novità, il Chianton Gauloise. Esatto, allora questa torta l'abbiamo così cercata fra le ricette di nostra nonna Noemi. Veniva fatta con le poche cose che c'erano in casa, per cui la farina di segale, noci o nocciole, e noi proprio per questa passione, per questi prodotti un po' artigianali così di una volta, abbiamo creato questo dolce in collaborazione con il forno Arcano di Rivedarcano, dove ancora si cuoce con il forno a legna. È rinato il dolce della nostra nonna. Benissimo, vediamo Barbara che
che lo taglia, ecco, così ne vediamo l'interno. Esatto, perché noi oggi l'abbiamo arricchito con gocce di cioccolata e una base di gelatina di albicocca. E per noi, insomma, è un prodotto molto buono. Al Chianton c'è un'ampia scelta dei prodotti Tosolini. Mi trovo con Lisa. Ciao Bettina. Ciao, per vedere che cosa possiamo abbinare al dolce del Chianton. Intanto grazie di avermi invitato, mi fa molto piacere perché questo è un posto che ci fa riscoprire molte tradizioni friulane, racconta la storia del Friuli. È vero. In tutti i suoi oggetti, in tutti i suoi prodotti. E così anche parte del Friuli è la grappa Tosolini con l'amaro. Sai che nell'amaro abbiamo voluto mettere tra le erbe che vengono utilizzate per farlo anche l'assenzio marino, un'erba che si trova solo nella laguna qua di Friulana, e questo per portare il prodotto chiaramente, come tutti gli altri, alle nostre radici friulane. E dal Chianton di Gemona un saluto a tutti voi, ringrazio la titolare Deborah, sua sorella Barbara e per Tosolini Lisa. Un brindisi naturalmente con il suo distillato e non posso non assaggiare il Chianton goloso. Potete rivedere questa puntata la settimana prossima, lunedì alle ore 12 o venerdì alle 13:45. Potete inoltre seguirmi su Radio Fantasy con Bettina Incontra ogni giorno alle 12:30.